sindaco di Genova. Marco Bucci, il quale, come anche negli anni scorsi, ci onora della presenza e del messaggio della città che lui rappresenta così validamente in tutto il mondo. Allora, buonasera a tutti, mi sentite anche lì in fondo? Sì. Mi sentite lì in fondo? Sì. Va bene, ok, bravo. Beh, è sempre uno spettacolo e una bella occasione venire qui prima di Natale a fare la cena. Oramai ne abbiamo fatte assieme 4, 5, forse 6 anche. Abbiamo saltato forse solo quella del Covid, se non sbaglio, poi per il resto tutto bene. E dopo aver fatto il confugo ieri, dove ho fatto 7 minuti di genovese, con grande... Oh, Balbi mi ha fatto i complimenti, per cui non so chi c'era di voi al confugo, però ecco, lui c'era. Però mi sono meritati i complimenti o no? Sì, non male, non male. Ok, bene. Come 6,5? Fatti complimenti. 6,5? Ah, siamo tirchi anche sui voti. 7 vero, vai. No, però adesso scherzi a parte. Quest'anno io ho avuto l'opportunità di andare a Londra. Sapete che abbiamo fatto la parata del sindaco della City of London, cioè dell'elezione del sindaco, quello della City, cioè della parte economica, delle corporazioni, della finanza, eccetera, che è una città nella città. Il sindaco è un italo-americano, si chiama Mainelli di cognome, e quindi era venuto qui da noi a Genova e ho sono andato su a partecipare. È stata una cosa bellissima, è stato anche molto bello perché, come sapete, nella sfilata c'erano circa una 60ina di persone genovesi, con la bandiera di Genova, eccetera, con le moto Guzzi, eccetera. C'erano tante cose, ma soprattutto quel che volevo dire è che lì a Londra, poi io sono stato 2 giorni per parlare con la comunità italiana e c'è una comunità genovese incredibile, ligure direi che genovese. Ed abbiamo dimostrato ancora una volta che in qualunque posto vai tu sempre trovi i liguri, i genovesi, e trovi queste persone che sono andate lì per fare business, ovviamente, per attività professionali, ma è per quello che noi abbiamo sempre fatto da circa 1000 anni. Siamo sempre andati in giro per il Mediterraneo, per l'Europa, per il mondo, pensate a quelli che sono a San Francisco, che sono giù al Paraiso, esattamente lo stesso discorso, per il mondo per tanti motivi, ma una volta là abbiamo sempre creato delle comunità importanti che sono state capaci di ravvivare il nostro DNA, il nostro territorio, le nostre radici, la nostra cultura. Questa è una cosa assolutamente fondamentale che non bisogna perdere, anzi, che bisogna valorizzare ancora di più, perché poi non siamo soli. Se ci fate caso, altre nazioni e altre città del mondo fanno esattamente la stessa cosa, e quindi non vedo perché noi non dovremmo essere capaci di fare queste cose. Io ho grande fiducia nella possibilità che i liguri veramente si diano da fare, e soprattutto quelli che non sono nella nostra Liguria, e che si diano da fare nel mondo per farsi vedere e farsi conoscere. Abbiamo della strada da fare tutti quanti assieme, perché ancora non siamo conosciuti e non ci conosciamo ancora come dovremmo fare molto di più. Però questo molto di più si può fare, abbiamo dimostrato negli ultimi anni che si può fare bene. Quindi il messaggio dei miei auguri di questa sera vuol dire: continuiamo a lavorare assieme ai nostri concittadini, chiamiamoli così, che sono in giro per il mondo, perché queste sono persone che possono fare tanto anche per noi. A parte il fatto che ieri, se volete fare un applauso, fate. Poi volevo dire che verso maggio saremo di nuovo negli Stati Uniti, sia a Washington che nella Silicon Valley, saremo di nuovo a San Francisco, e lì per i signori delle chiavi della Fontana Buona sarà una cosa fantastica, perché lì abbiamo praticamente la mezza Fontana Buona è là, insomma esagero un po', però è così. E quindi io conosco molte persone che sono lì, sarà un'ottima occasione per i liguri del mondo per farsi vedere e per lavorare tutti assieme. Quindi abbiamo un anno ricco di attività, stateci vicino,
lavoriamo tutti assieme come al solito. Questa associazione ha un grandissimo pregio, cioè quella di essere un'associazione che pensa veramente al nostro territorio, e quindi siamo tutti qua, siamo vicini, lavoriamo assieme, costruiamo una grande città e una grande cultura di Genova sparsa nel mondo. Grazie a tutti voi e buona serata. Abbiamo dei commenti. Tanto per cominciare abbiamo deciso come associazione dei Liguri di iscrivere Marco Bucci, semplicemente sindaco di Genova. Volevamo metterci dei pistolotti, ma sindaco di Genova. E ti abbiamo inserito come socio onorario nel libro d'oro, dove non ti dico chi c'è perché ci stiamo un'ora e mezza. Non è una cosa semplice, quindi siamo onorati. E come riconoscimento è un valore simbolico il marchio fatto con il cigno in filigrana di Campoligno. Bellissimo, C'è bellissimo. anche il tuo nome. Grazie, molto bello. Grazie. Ora noi dobbiamo mettere una firma, signor Sindaco. Certo. Chi è che mi dà una mano a salire? Ok? Bene, io me la firmo qua. Prego, Cristina Montepilli, mi sono dimenticato di presentarvela, di Monte Carlo. Un applauso. E ora passiamo ai riconoscimenti. Firmi qui. Grazie. Sindaco, passiamo ai riconoscimenti. Allora, darà lettura delle motivazioni Anna Maria Campello, che ringrazio per il lavoro, l'assistenza, l'intelligenza con cui, e l'amore con cui segue questa associazione. Anna Maria, cominciamo con Enzo Paci. Segniamo Enzo Paci attraverso il sindaco questo il cigno d'argento. Le motivazioni di questo premio, di questo giovane genovese bravissimo, che ha fatto una gavetta meravigliosa, ha cominciato dal teatro stabile nella scuola di recitazione. Abbiamo fatto anche delle cose insieme vecchie di 50 anni fa, lui aveva 50 anni, quindi era un bambino. La seconda premiata è Carola Stagnaro, attrice, e poi anche il titolo di Carola. Grazie. E a cui consegniamo il cigno d'argento. Legge. Allora l'associazione Liguri nel mondo è lieta di questo attestato di Ligure Illustre 2023 e cigno d'argento a Carola Stagnaro, attrice. Il famoso Fabio Armigliato. Vai. Attestato di Ligure Illustre 2023 e cigno d'argento a Fabio Armigliato. Ecco. Sì, certo, faccio venire Enzo Paci, Carola Stagnaro, facciamo una foto di gruppo col sindaco. Grazie Enzo, adesso poi io adesso grazie veramente a mille a Marco Bucci, dalla tempra maschia e virile, ma nello stesso tempo grande cuore, che sta facendo tantissimo per questa città di Genova. Un applauso! Auguri a tutti! Auguri a tutti! Sì, adesso abbiamo il collegamento con il mondo, vedo lì la California, vedo Buenos Aires, vedo di tutto. Chiamo Luca Sessarego, che sicuramente per familiarità, conoscenza e tutto il resto diventa il conduttore di questo collegamento. Vai Luca, un applauso.
tarde a todo el mundo. Eccoci, allora, sono appena le 11, quindi secondo me bisogna dare ancora un po' di tempo alle persone per collegarsi. Comunque intanto vediamo, allora vedo l'architetto Virginia Sosa Banchero, che è presidentessa della società Ligure di Victoria, provincia di Entre Rios, dove siamo stati ospiti tra l'altro con la delegazione, e Rossana Porrata, che non so dove sono collegati, vediamo se prendono la parola. Porrata da Berlino e Cecilia Nora Bagli si sta facendo un selfie, non sappiamo da dove ci parla. Potrebbero essere forse da Viedma, da Ligure di Tucumán. Si è appena collegato José Luis Dodera, che è il presidente del Circolo Ligure di Montevideo. Vediamo se persentono. Sì, ma penso che mi senta. Sentite? Allora, iniziamo intanto magari a fare un giro di saluti. Cominciamo da Maurizio Tarsitano del Circolo Ligure di La Plata. Ciao Maurizio, parlaci, dici qualcosa. Tantissimi chilometri di distanza, però bene, vicinissimo con il cuore alla Liguria e ai liguri nel mondo, ovviamente, no? Grazie, gracias. Lorenzo, il bambino, Lorenzo, Come sta? adesso sta giocando. Quanti anni tiene? 5, 6? No, 3 anni e mezzo. 3 anni e mezzo. Tre anni e mezzo. Auguri Sì. a tutta la famiglia. Grazie Presidente. Bene, adesso vado in ordine di come li vedo sullo schermo. Diamo la parola a Rossana Porrata da Berlino, Liguri di Berlino, Germania. Buonasera a tutti, ciao da Berlino, dalla fredda Berlino. Purtroppo abbiamo un clima abbastanza gelido in questo periodo, è già caduta parecchia neve, poi insomma si è un po' ripresa. Adesso per Natale mi sarebbe piaciuto venire giù a Genova nella mia Sena, ma purtroppo sono bloccata ancora questa settimana dal lavoro. Io insegno in una scuola elementare italo-tedesca, quindi insegno italiano naturalmente a dei bambini della scuola primaria che imparano l'italiano, un po' di genovese, da me ormai tutti i veroni sanno cos'è la rumenta naturalmente, e poi insomma tante altre belle cose, tante belle iniziative che facciamo anche con la nostra scuola partner di Borgoratti, e ci divertiamo insomma. Tanti saluti, tanti auguri a tutti quanti, a tutti i liguri che ci stanno seguendo e a quelli che sono a Siena. Grazie mille. Do la parola a Giovanni Boitano, che voleva introdurre il saluto di Gio Gardella. Ciao Gio! Ciao Giovanni, come va? Gio Gardella è di San Francisco, però proviene da Rossi di Lomarzo, Genova, Italia, Liguria, com'è? Come stanno i nostri amici delle Viglierie, Cuneo e tutti i suoi amici? Tutto bene? Tutto bene, però non sento molto bene, mi sento qui. Io sono qui, Richard Cunha mi ha detto, e io ci aggiungo anche che dargli i cari saluti, auguri per le buone feste e un grande 2024. Allora, Grazie Gio Gardella. siamo 3 artisti che ci fanno gli auguri. Allora, están aquí 3 very famosos artistas, un grande cantante tenore, una grande attrice di prosa e un grande attore di prosa cinematografico, comico, eccetera, eccetera. Enzo Pacci, Fabio Armigliato, Carola Stagnaro. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a voi, tanti auguri. Diamo la parola all'architetto Virginia Sosa Banchero,
che è il presidente dell'Associazione Italiana di Victoria, provincia di Entre Rios, in Argentina, dove si sta costituendo anche un centro ligure. E ha ricevuto la delegazione dei cristesanti liguri che ha visitato la città, in quanto è molto attiva anche in quella città il gruppo di cristesanti di Arroyo Seco, che hanno un contatto diretto con Victoria vista la vicinanza con la città di Rosario, e quindi ci hanno accompagnato anche in quella città, ci hanno ricevuto il mese scorso con tutti gli onori. Non so si entendiste, pero bueno, si quieres llevarte un saludo y de última si no se entiende yo haré la traducción. Sí, bueno, buenas tardes y buenas noches a todos. Desde acá nosotros queremos saludarlos, agradecer por esta conexión con el que tenemos realmente un contacto con toda esta colectividad con la que cada día que estamos de forma más estrecha, y muy contentos por la visita que tuvimos de la colectividad. Como dijo recién Luca, la visita que tuvimos hace poco de los Portacristo y de una comitiva de Ligures. Y bueno, desearles en general un muy feliz 2024 para todos, y que realmente sea bueno para toda la humanidad. Lo necesitamos. Lo necesitamos, realmente lo necesitamos. Grazie. Adesso vedo che hanno attivato il microfono Cecilia Nora Bagli, se vogliono portare un saluto e presentarsi. Sono di Viedma, Associazione Ligure della Patagonia, con sede a Viedma, in Argentina. De Viedma della Patagonia. Ascolta, Cecilia Bagli è così, Birta Madis no sta presente con problemi di distanza, una questione di famiglia. Il clima questa Viedma è purtroppo più difficile, ha fatto un tornado, ha passato qui, molti problemi. La Patagonia del Ligure ma lontana, da qui abbiamo un forte più saluto a tutti, un buon anno, buona festa e un buon inizio. Adesso parla Cecilia. Molto felice, molto buona per il 2024. Ciao. Adesso per le altre persone. Ciao. Grazie mille. Auguri. Adesso passiamo la parola a Carmen Barchi. Carmen Barchi è la presidentessa dell'Associazione Ligure di Paysandú in Uruguay. L'Associazione Ligure di Paysandú, quando ha visto sul giornale Gens Ligustica il programma della quando su Gens Ligustica hanno visto pubblicato il programma del viaggio della delegazione genovese in Argentina per visitare i cristesanti, hanno deciso di partire da Paysandú e partecipare alle attività della città di Buenos Aires, e quindi hanno accompagnato la nostra delegazione anche durante un paio di giorni di visita a Buenos Aires. Lascio la parola a Carmen per portare un suo saluto. Grazie Luca, come stai? Piacere di salutarti, tutti siamo molto felici di avere questa piccola Zoom per conoscere, perché noi siamo da Paysandú, Uruguay, come ha detto Luca, e vogliamo fare più rapporto con voi, e auguriamo una felice Natale e un buon 2024. Aspettiamo Luca e tutta la famiglia a Paysandú, che aspettiamo, che l'ha detto che il prossimo anno veniva. Abbraccio a tutti voi da Paysandú, Uruguay. Molti abbracci. Grazie mille. Grazie Luca.
Allora, diamo la parola a Gio Cardella, a Santin, che ci dice ancora 2 parole da San Francisco. Sì. Sono qui, ma senti un po', questa qui è la Liguri nel mondo, bisogna parlare un po' inglese anche, perché senti il spagnolo, senti un po' di tutta la lingua inglese non lo senti, va bene? Adesso cambio all'italiano. Richard Cuneo, come ho detto prima, mi ha detto di trasmettere i suoi auguri a tutti voi, tutti a Genova, per un felice Natale e un 2024 molto favorevole. Forza Liguria! Bravo, grazie. Tu bevete di una banca e poi se buongiorno torna su e faccia palassigna già mi detto con rampicante qua cantigna un vino abranda tagliarwi a isoletto e dare una schienazza e a te ma un figlio mi diceva non che pensa a sé cosa ti aveva